Allora, prima cosa per me è fondamentale, mi riallaccio a quello che era stato detto prima quando qualcuno ha usato la parola competenti. Secondo me certamente bisogna essere competenti in questa fase, ma bisogna avere anche un'etica, perché ci sono persone molto competenti ma eticamente incompetenti. Dobbiamo avere il coraggio di essere eticamente competenti. E per farlo dobbiamo avere il coraggio di essere coraggiosi e onesti. Dobbiamo sognare anche noi una città diversa. Bisogna avere il coraggio di andare oltre certe aspettative. Oltre. Perché c'è il rischio, lasciatemelo dire, di entrare nella mediocrità delle analisi. Le analisi vanno bene, ma bisogna avere dei progetti chiari e concreti, e ringrazio moltissimo tutte le persone che mi hanno preceduto, che hanno avuto il coraggio di concretizzare le cose, di parlare di cose concrete, e bisogna avere il coraggio di guardare oltre, fra 20 anni, non fra un anno o 2 anni, fra 20 anni. Bisogna immaginare la Treviso dei nostri figli, dei nostri nipoti, no nostra, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Quindi grazie per questa occasione. E lo dico con molta sincerità. Ho sognato di essere il sindaco di questa città. Ho sognato di essere il sindaco di questa città. Ho sognato di pensare come avrei voluto questa città, che conosco da tantissimi anni. E quando ho sognato la prima cosa ho pensato che sarebbe ora di finirla di parlare male degli altri. Se ci sarà una politica che vince, su cui possiamo puntare e vincere, non è parlando male di quello che è stato e che è. Mi dispiace, signori, saremo perdenti. Bisogna avere il coraggio di parlare delle cose positive. Bisogna avere il coraggio di parlare di tutte le cose belle che già alcuni che mi hanno preceduto hanno accennato, cose belle che avvengono nella nostra città. È ora di finire di parlare male di chi e quindi fare una politica contro qualcuno. Io non sono contro nessuno, io sono per gli altri, con gli altri, non contro gli altri. Mi dispiace, secondo me se prendiamo questa strada perderemo ancora e perderemo in maniera sonora. Quindi immaginiamo invece una cosa bella. Immaginiamo di fare, per esempio, a me è piaciuto moltissimo il ragazzo di prima. Sarà che io come insegnante sono in sintonia, spero, con gli studenti un po'. Però c'è un dato fondamentale. Dobbiamo lasciare spazio ai giovani. Dobbiamo avere il coraggio di lasciare spazio ai giovani e lasciare spazio ai giovani anche nelle responsabilità, non solo a parole, nei ruoli i giovani devono avere, prendere il coraggio e essere responsabili insieme con gli altri. Allora ho immaginato il manifesto per una città gioiosa, lo intitolo così, manifesto per una città gioiosa, perché per me Treviso è una città gioiosa. Una città più bella, una città nel cuore della provincia, una città con sempre maggiore anche connessione con l'Interland. Una città protagonista, diretta da un grande dinamismo economico, culturale e in parte sociale. Bisogna continuare quindi a investire su un trend che secondo me c'è ed è positivo. Immaginiamo allora la nostra città fra 20 anni e costruiamo insieme una gradualità di interventi che tenda a realizzare ciò che abbiamo immaginato. Le nostre proposte devono nascere dal buon senso, risultare semplici ed efficaci, coinvolgenti e accoglienti, condite da un sano e spontaneo sorriso. Sapere ascoltare, sapersi lasciar correggere, sereni nel dialogo. Una città, un luogo, uno spazio gioioso. Treviso europea, consapevole della propria identità. E tutto ciò si potrà realizzare grazie a delle coordinate, i nostri valori, le nostre fedi, i nostri principi, quelli della nostra tradizione, della nostra terra e dei nostri cuori. Per me questo è fondamentale. E allora lancio delle proposte concrete che a mio avviso vanno dentro questa linea. La prima cosa, perché non provare a immaginare di misurare, di avere un parametro per misurare la nostra città attraverso il volto della famiglia?
signori, non possiamo dimenticarlo, la famiglia. Con tutto quello che consegue, che vuol dire bambini, io dopo lo metterò nel blog perché chiaramente non c'è il tempo, bambini, ragazzi delle medie, delle superiori, giovani 19-25 anni, poi la questione della famiglia adulta, degli adulti, della famiglia, le convivenze, i singoli, i vecchi, gli anziani, tutte cose importantissime. Questa è. Allora, il metodo di misura per me è la famiglia. Se una famiglia riesce a star bene vuol dire che la città funziona. E la famiglia più allargata possibile. Prima proposta. Seconda proposta. Vengo chiaramente. Allora, i giovani e le scuole devono restare in città, signori. I giovani e le scuole devono restare in città, non fuori dalla città. Questo è fondamentale. Quindi ci sono spazi dove possiamo tranquillamente mettere le nostre scuole e tutti gli abusi, tra virgolette, e non abusi. Questo è importantissimo, secondo me. La città deve ripresentarsi con il volto del giovane. Quindi mi fa piacere enorme su quel discorso dei giovani e l'università. Poi un'altra proposta concreta che si lega e si unisce a quella del giovane che mi ha preceduto, ed è questa: per quale motivo non immaginare di entrare e creare un nostro servizio, una nostra rubrica, un nostro programma televisivo dedicato ai giovani? Provare a immaginare un programma televisivo dedicato ai giovani, dove i giovani possono fare delle proposte concrete, dove si fa una certa analisi. Sì, vengo subito alla fine. Poi dopo, la cosa per me importantissima è immaginare 4 parchi nei vari siti nord, sud, est e ovest della città, collegati attraverso il tram. Rimettiamo il tram, per favore, rimettiamolo sto tram, attraverso le vie, le piste ciclabili a fianco al tram, in modo tale che ci possa venire presso i parchi dei buoni parcheggi. E poi bisogna fare in modo che la città finalmente si chiuda, nel senso non si chiuda da una parte e si apra dall'altra. Grazie, scusate, arrivederci.